vacanze in treno, forse anche Pertini per un poker con John Wayne. Quello che resta del sole te lo porto a casa. Stasera ho voglia di cantare, di gridare e poi ricominciare. Quello che resta da dire. Adesso potete applaudire. Bene. L'inizio lo ha deciso il nostro regista Pierangelo Buttazzoni con questa musica assolutamente immortale, e parliamo di vinili, questi dischi che sono oramai pezzi da museo, ma come vedrete, o meglio sentirete stasera, c'è ancora molta gente che l'ascolta su questi dischi meravigliosi che tra l'altro abbiamo il piacere di mostrarvi questa sera con il buon Angelo Tomasin, che ringraziamo. Buonasera. E su questa musica io e te cominciamo a dialogare. Che cosa è successo una decina di giorni fa a Mortegliano? Beh, abbiamo tenuto la 30ª edizione della Fiera del Disco, una consuetudine ormai che si tramanda da vari anni, organizzata dal Circolo Culturale Il Cantiere. Adesso in questi ultimi anni ne facciamo una edizione anche autunnale, mentre la prima edizione era in primavera, quindi per un bel po' di anni siamo andati avanti solo con l'edizione primaverile e da un paio d'anni facciamo anche questa edizione autunnale che si tiene la prima domenica di ottobre a Mortegliano. Angelo, sentendo questa musica e vedendo come viene trasmessa, raccontami le tue emozioni. Beh, questo è un pezzo a cui sono particolarmente affezionato perché quando avevo 16-17 anni era un lentone per eccellenza, quindi Abraxas, il disco da cui è tirato fuori Samba Patì, e la musica di Carlos Santana sentita sul disco è una cosa che ancora mi fa accapponare la pelle. Ma con questa musica si agganciava? Io, sai. Assai. Ho capito. Ma e questa musica dove andavi a sentirla? Beh, nelle balere o nelle discoteche, insomma, ma anche nel semplice bar che aveva il jukebox con il 45 giri di Samba Patì. Bene, la scelta del buon Buttazzoni è stata ancora una volta azzeccata. Probabilmente non era ancora nato il buon Piero di Montenars. Emoziona anche a te? Che cosa hai trovato? Colgo prima l'occasione di fare gli auguri a te di buon onomastico al mio piccolo Daniele anche. Che grazie, oggi caro. È San Daniele. Grazie. E grazie alle persone che mi hanno scritto in vario modo oggi. Ho scoperto stamattina alle 8:10 che era l'onomastico dei Daniele e via dicendo. Grazie. Auguri a tutti. Allora il disco in vinile è un oggetto che serve per memorizzare i suoni. Prende il nome dal materiale con cui è fatto, polivinil cloruro, il semplice PVC che noi tutti conosciamo. È andato poi a sostituire i vecchi dischi fatti in gomma lacca. Il disco in vinile che conosciamo prende piede attorno al 1948 negli Stati Uniti d'America. Vengono fatti diversi tipi di dischi, viene fatto il 33 giri, il 45 giri, il 78 giri e per un periodo anche il 16 giri. L'unità di misura in giri non serve ad altro che per capire quanti giri al minuto fa un disco. Il materiale con cui viene fatto un disco inizialmente in partenza il PVC è bianco, poi con le varie lavorazioni, con gli oli, con i lubrificanti diventa nero, come lo vediamo ai giorni nostri, insomma, come li vediamo tutti i dischi. Viene fatto anche per qualche evento, vengono fatti dei dischi di vari colori. Purtroppo il disco poi perde un po' piede attorno agli anni 80 quando escono le musicassette e poi attorno agli anni 90 anche quando nasce il CD.
sì, i CD che si ascoltano, quelli in formato diciamo digitale. Però per un vero cultore ed amante del suono, della musica, il disco in vinile è un'eccellenza tuttora. Infatti molti DJ utilizzano per le loro serate ancora i dischi in vinile. Due piccole curiosità. Parliamo di prezzi di dischi. Leggevo che ci sono dei dischi, un 45 giri per esempio di Frank Wilson del 1965, che sono state fatte 2 copie e si aggirano circa attorno ai 22.000 euro circa. Un 33 giri dei Beatles che andiamo addirittura attorno ai 45.000 dollari. Un'altra piccola curiosità è che alcuni collezionisti di dischi dicono che loro non li ascoltano i loro dischi perché vanno a consumarsi e si rischiano di rovinare. Addirittura per non cadere in tentazione non hanno neanche un giradischi a casa. Grazie Piero. Prego. E a proposito di musica, ma questa volta è musica assolutamente dal vivo, li saluto, gli Annalisa Music Group arrivano da Maniago ma anche da direttamente da Vittorio Veneto, e anzi invito anche le persone che non riescono a vederci sul canale 11 a utilizzare lo streaming telefriuli.it, quindi potete vederci da tutto il mondo. Direi di iniziare immediatamente con il brano che l'uomo di Vittorio Veneto ci tiene particolarmente. Soleado, con questo brano mi scrive l'amico, siamo come attori in un film dal titolo La cosa più bella, che uscirà a breve, è già stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ci tiene particolarmente e vogliamo che il gruppo, che era già stato da queste parti, esordisca così. Prego.
Molto bene. Allora, questo era un brano dei Daniels Santa Cruz Ensemble. È lì, eh? È lì. Sempre lì, È lì. Sempre lì. È lì. Viva viva l'olandesina, il disco era bianco, ho la voce rauca e 45 gradi di febbre. Peccato non essere presente. Valdi, viva i Rockets. Tomasin, come rispondiamo a Valdi? Viva i Rockets. Avanti col blu. E rimettiti, caro amico, tra l'altro è una delle persone che supportano soprattutto la diretta della domenica, come nel caso di domenica scorsa a Rauscedo. Saluto anche Paolo Bassi che mi sta riprendendo in questo momento. Io vorrei che la nostra regia mandasse, e non è Caramaschi che mi sta riprendendo, è Bassi alla mia destra, vedo Bassi da tutte le parti, mandasse questo estrattino, la corale di Rauscedo nel bel mezzo della cucina, nell'ambito della quarta edizione di Radici del Vino, ha dedicato alla nostra emittente questo, quindi grazie regia. Dai, dai! Viva Meglio di così. Bene, allora grazie ovviamente al sindaco, all'amministrazione comunale e a tutte le associazioni di San Giorgio dell'Archivelde, in particolare di Rauscedo. Vi ricordo che domenica prossima, Campanile della Domenica, sarà in diretta da Campoformido, quindi vi mostreremo molte cose anche con dei servizi che verranno realizzati 2 giorni prima. Condurrà la collega Alexis Sabot. Prima di andare in pubblicità, come ben sapete, io devo nominare la valletta per una sera. Io ho provato a individuare quella signora con gli occhiali là. Venga, venga signora, venga. Mi sembra la persona giusta. Guardi, la nomino, guardi. No, signora, no, così, braccetto qui, faccia finta di essere in ortopedia. Brava, bravissima. Adesso io non ho un microfono, il microfono che mi dà, venga Carbone, così fa un po' di attività fisica, venga, brava. Dove va Carbone? Dove parte nei prossimi giorni? Vado a Roma. A Roma, sì, va a riposarsi Vado, un pochino. sì, ma non so se riposarmi o... Buonasera a tutti. Buonasera, innanzitutto. Carbone. E vado in giro. Ho capito. Vado a fare un po' di shopping. Strisci. Lei come si chiama, signora? Aurelia Giuliani. Aurelia Giuliani. E nella vita che fa? Adesso sono pensionata e sono un'ex infermiera. In che reparto? Otoiatrica, medicina nucleare, radioterapia. Sì, reparti non... Beh, insomma, ci sono anche delle belle cose. Come si sta in pensione, signora? Molto Lei bene. che ha avuto la fortuna di raggiungere questa... Sì, molto bene. Molto bene. Sì, me la godo. Da quant'è che non fa niente, che non lavora? Posso dirlo? Lo dica, signora. Sicuro? Si vergogna? No, anzi, perché me ne sono guadagnati 20 anni che sono fuori. Però... Sì, io sono grande, sa? Sono non è andata con la baby, diversamente la mini... giovane. No, insomma, ha maturato un po' di anni di lavoro. Certo. Beh, boh. Ho fatto 35 anni. Ne ha fatti 35, quindi tenga pure il microfono che Grazie. così molto bene. Dobbiamo andare in pubblicità, signora. Va bene. Me la lancia. Di dov'è lei? Bressa di Campoformido. Bressa di Campoformido. Cosa sa del trattato di Campoformido? Non tanto. Però non importa, domenica ne saprà di più, perché c'è il so. campanile della Così mi domenica. informo. Anch'io probabilmente mi informo di più. Grazie. Dove andiamo, signora? E poi ricominciare quello che resta da dire. Eccoci con voi. Allora arrivano dei messaggi, ne arriva uno: sei troppo simpatico, sto guardando la trasmissione. Grazie a Flavia Snidero. Però giustamente discutevo con Caramaschi, sì, simpatico. L'associazione Lilliput come commenta questo messaggio? Simpatico, carino, Sì. educato, tutte quelle cose. Tutte queste cose che... Sì. Bello. No, ma questa è di più.
Questa non sei... Lo sapete anche tu, però. Lei faceva lavori alla polizia locale, tu, perché anche tu usi il microfono come una paletta. È pesante, pesantissimo. È pesantissimo. Allora, vai Rudy Cavarra, vai Guerriero, saluti dal geometra di Ara di Tricesimo. Vai Rudy, vai Grotta, fai un saluto ad Andrea Giorgiutti, il manutentore figo del Città Fiera. Meglio di così, passiamo un attimo Associazione Lilliput all'uomo col basco. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma scusi, il suo Rudy Cavarra è il nome d'arte? Io mi chiamo Rodolfo Cavarra. Sì. Ah, ok. E quindi chi è quest'uomo? È uno dei tanti che ho conosciuto nella mia carriera che è lunga. Guarda la sensibilità del nostro regista. Il microfono è arrivato a un appassionato di vinili e scatta... Il Dire Straits è forse il tutto, è l'espressione musicale che va dal rock, soft rock, swing, è un miscuglio che Knopfler sa fare, è uno dei pochi. Io faccio una cosa così mi fa bene alla salute. Mi porti il materiale? Roba sua, no? Sì, è roba mia. Questa è roba sua, guardi, così sì, è roba mia, è una parte dei 40.000 dischi che ho. Cosa c'è lì? Posso... No, l'ho portato lì apposta così lei non si sporca. Ah, ecco, allora, diciamo che si può iniziare dalla parte esterna, che sono gli album classici degli anni 50, inizio 60, che appunto il re degli anni 50-60, Elvis Presley, Harry Belafonte, American Graffiti, forse il simbolo del rockabilly, twist, rock and roll, che apriva quella serie lì, per poi passare chiaramente ai classici degli anni 70, che vedevano molto la rock e la nascita della dance. Infatti ci spostiamo subito più avanti, vediamo gli album di Barry White, il primo forse è l'unico ad aver creato il Philadelphia Sound, ad averlo portato in giro per il mondo, a farlo conoscere. È stato copiato ma non c'è mai riuscito nessuno al suo livello, per poi arrivare ai grandi della funky music, e forse James Brown, simbolo unico della funky, perché faceva un funky controtempo, aveva dei tempi suoi che non avevano quasi nulla a che fare col pentagramma, con la musica. Lui creava i suoi ritmi e quindi era James Brown. Per poi arrivare agli anni 80, che noi li chiamavamo gli anni del Piru Piru, perché è nata quella catena musicale dove si ballava tutto. Qualsiasi brano uscisse, che fosse pop, che fosse un lento, diventava subito Piru Piru, perché c'era sempre un pirata a caso, non faccio nomi, non importa, il milanese, la casa discografica, che ci metteva quella famosa tunda 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 battuta sotto, Piru Piru, e andavano via tutti al dance e si ballava tutto. Nell'80 non c'era niente che non si ballasse. Senta, di quei vinili, quello a cui è un po' più affezionato? Io? Sì. Io sono affezionato ad un album che forse lì non c'è neanche in mezzo, degli anni 70, ce l'ho lì dietro forse. Sono affezionato a un doppio album dei Procolarum degli anni 70, dove, a parte la famosissima With Shadow Pale, che poi è stata ripresa da altri e da tanti, c'era anche un brano all'interno, Salty Dog, brani che venivano usati in colonne sonore in programmi televisivi degli anni 70, che venivano percepiti molto belli, però nessuno sapeva chi o cosa o com'è. Noi invece che seguivamo un po' le musiche, a me bastava sentire il brano, dovevo trovarlo in qualsiasi modo, e non era come oggi che vai in internet, così trovi il titolo. A quei tempi là dovevi girare, chiedere, cantarla. E io facevo 20-30 negozi nel giro delle 3 Venezie. E alla fine della giornata era senza voce? Anche di più, sì. Anche di più, sì, riuscivo anche di più. Però quasi sempre li ritrovavo. Tomasin, mancano un po' quei tempi. Il problema è che il tempo va avanti, è difficile fermarlo, e le cose cambiano, i ritmi cambiano, le sensibilità cambiano. È chiaro che ognuno di noi, io come lo stesso Rudy, sono legato ad un determinato periodo che è quello della mia adolescenza, quindi la nascita di un certo gusto musicale che nasceva appunto prima dai grandi del rock and roll e poi dai grandi dell'hard rock tipo Led Zeppelin, Deep Purple e così via.
Io dico che il periodo d'oro del rock è stato dal 55 all'80, infatti a Radio Onde Furlane ho una trasmissione che si intitola proprio Giro Vinil 55-80, che sono l'anno d'inizio della nascita del rock and roll e secondo me l'anno della morte del rock. Infatti poi dopo il punk, dopo il 77-78 arriva la disco music, arriva la battuta fissa e il ritmo, la canzone, le strofe vanno disperdendosi e tanto si è perso di quegli Ecco, anni. Angelo, in quella borsa che cos'hai? Beh, un po' di tutto, c'è un po' di jazz, c'è un po' di musica anni Mostriamone uno o due, visto che... Ma la cosa più interessante è questo cofanetto dei Pink Floyd, si intitola The First Eleven, è stato editato dalla casa discografica ufficiale, la EMI, quindi sono i primi 11 LP dei Pink Floyd raccolti in un cofanetto che è stato editato in sole 1000 copie in tutto il mondo. La particolarità di questo cofanetto è che due dei dischi sono in picture disc, gli unici due picture disc ufficiali, uno è questo e l'altro è The Dark Side of the Moon. Quanto può valere? Questo cofanetto, beh, parliamo di circa 500 euro. Però sono 11 dischi, di cui uno doppio, gamma, e appunto questi due in colorati, picture disc così chiamati. Mostriamone ancora uno. Ancora uno, questa è una particolarità, è una compilation, un greatest hits dei Beatles in edizione thailandese. Quindi è molto raro e ricercato soprattutto dai collezionisti dei Beatles. Questo l'hai acquistato dove? L'ho acquistato da uno di Tarcento. Che non sapeva il valore che aveva... Il cofanetto o il disco, dici? No, questo. No, non sapeva. Ma neanche io all'inizio. Pensavo fosse una cosa abbastanza comune, poi andando alla ricerca su internet ho scoperto che appunto è una stampa thailandese e abbastanza ricercata, sì. Allora, il microfono ce l'abbiamo da questa parte, vorrei andare, tenga pure il microfono, andiamo da questo signore che ho avuto il piacere di vedere martedì scorso, Roberto Domenis, che ci ha portato, devo dirvi, un furgone di vinili e non solo di vinili. Buonasera Domenis. Allora, molto rapidamente, facciamo questo minuto e 40, poi andiamo in pubblicità e riprendiamo. Che cosa abbiamo su questo tavolo? Ma abbiamo più che altro strumenti per sentire i dischi, insomma, che partono da quello a manovella e man mano, diciamo, arriviamo agli ultimi che sono qui sotto. E diciamo che io sono più che altro un utilizzatore di dischi, ho tanti dischi, Quanti? Ma faccia conto, io non li ho contati, ma sono 10 metri, ogni 5 centimetri sono 30 dischi, saranno un 10.000 così. Però non è roba, diciamo, è roba popolare, ecco, a me piace così e li adopero. Ho parecchi jukebox e ho fatto qualche serata per divertimento così col jukebox. Quindi lei mi dice, lavora il legno e utilizza questi strumenti oppure si siede sul divano e adesso mi voglio No, io ho diciamo, per sentire i dischi bisogna proprio sedersi sul divano e avere un altro tipo un altro giradischi. Questi sono giradischi vecchi, insomma. Ce n'era uno che prima della diretta aveva cominciato a far girare. Qual è? Diciamo, possiamo far girare questo qua, dedichiamo a... Solo che bisogna aspettare che, siccome hanno amplificatori a valvole, bisogna aspettare un momentino. Che si scaldino? Che si scaldino. Quanto tempo ci vuole? E adesso lo mettiamo sulla puntina, poi vediamo. La valvola è ancora che ha bisogno dei suoi tempi. Questa è musica dallo spazio praticamente, musica... Fa molti rock. Stanno arrivando.
la valvola è sempre... mentre la valvola si scalda, io leggo qualche sms. Allora, mi scrivono, siamo ansiosi di vedere Miss Palmanova, Ciaccia. Rudy, il miglior DJ degli anni 90, sei un mito vivente. Grazie. Firmatevi. Vorrei complimentarmi con l'Associazione Culturale del Cantiere, visto che organizza ogni anno un'ottima fiera del disco per gli amanti della musica. Un saluto al Presidente e a tutti i presenti in studio. Carmen. Ciao Sandro, parlaci dei Beatles a Udine. Pietro. Dov'è Sandro? Adesso arriviamo da Sandro. Tanti saluti a Grande Moreno, detto Nando, il maestro di Progressive Music degli anni 60, presente in studio. Goran. Dov'è Nando? Guarda, tac, vi beccano. E adesso a questo punto, signora? Questo ci fa i capricci, la puntina. Si vede che col trasporto ha preso un colpetto alla puntina e qua sentiamo Mina. Avevamo giradischi da ascoltare in casa e poi le fonovaligie, che questo qua è una particolare mangiadischi per auto, che praticamente il suono veniva amplificato dalla radio. Questo è portatile, diciamo. Ah, che bello. Grazie. Prego. Allora, adesso andiamo in... No, lascia che suoni. Un grande saluto ad Annalisa Group, ragazzi, siete grandi, da Barbara, Resi, Nullo, baci e grazie e complimenti per la trasmissione. Buonasera, complimenti per la trasmissione, approfitto per salutare la mia dolcissima principessa, so che sta guardando lo scrigno, grazie e buona serata Max. Qui iniziano gli scambi amorosi a distanza, ma noi non sappiamo. Max, noi ti auguriamo tanta fortuna con questa creatura, sicuramente. Dite che Angelica dorma? Grazie e saluti Claudia. Chi è Angelica? No, penso che sia una bambina che non vuole addormentarsi, ciaccia. Un saluto a Roberto Domenis, mitico Roberto Domenis, a Daniele, il conduttore dello scrigno, e a tutto lo studio Mandi da Ancilla, magia delle mani. Ciao cara Ancilla, un saluto a Massimo di Cavallico che porta sempre nel cuore Rudy Cavarra. Adesso lei continua a cantare, noi andiamo in pubblicità, signora. Quello che resta da dire. Eccoci, allora, per rispondere alle vostre sollecitazioni da casa, visto che avete riconosciuto evidentemente amici che sono in tribuna, parliamo con Alessandro. Alessandro, sì. Solo se ti alzi così ti inquadriamo meglio. Eccomi qua. Sì. Buonasera. Allora, io volevo semplicemente dire che il 21 e 22 ottobre a Udine ci sarà per la prima volta un festival interamente dedicato ai Beatles. Quindi saranno 2 giornate full time dedicato appunto ai Fab Four. È un festival molto articolato su cui ci stiamo lavorando già da un anno. È fatto in collaborazione col patrocinio del Comune di Udine e diverse associazioni. Il 22 sarà il fulcro, verrà fatto questo festival appunto al Palamostre, al Teatro Palamostre. Durerà tutta la giornata, dalle ore 14 alle 23. Si svolgerà, ci saranno diverse cose all'interno di questo festival, ci sono delle mostre, 2 mostre, una sarà la mostra appunto del teatro, delle conferenze, delle presentazioni di libri. Ci sarà il mercatino gestito da Daniel Tomasin qui presente, ci saranno dei DJ set, ci saranno dei concerti, quindi con delle tribute band appunto, tutto dedicato ai Beatles. E questa musica, Tomasin? Che sia nelle mie corde, cioè quella musica che viene definita easy listening in America, che va alla grande, ma onestamente non mi provoca molta emozione. Questa è una trasmissione vera, quindi se non ti emoziona lo dobbiamo dire. A me piace molto, ma se non ti emoziona... Andiamo con Cormons un attimo, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, lei rappresenta l'associazione, se si alza perché così la vediamo meglio. Sì, io sono Roberto del Circolo Culturale Arci, eventualmente di Cormons. Siamo un'associazione culturale che da 10 anni organizza concerti
Vi invito, il 27 ottobre organizziamo insieme un'altra associazione Dobian Lab col patrocinio del comune di Cormons e vari altri comuni e la regione Friuli Venezia Giulia. Ospitiamo Doro Jat con la Carnicas Lavi Band e in particolar modo ci teniamo a presentare il 17 dicembre, organizzeremo una mossa a mercato che si intitola Vinilandia, ispirato ovviamente a Mortegliano, da cui abbiamo preso spunto anche collaborando con alcuni degli espositori. Il 17 dicembre in Sala Italia si chiama appunto Vinilandia, anche ispirandosi oltre al vinile al vino, che ovviamente fa di Cormons una delle cittadine più importanti a livello, penso, ormai mondiale. Ecco, Tomasini, mi pare che hai contagiato per bene il territorio. Assieme agli amici del cantiere sì, abbiamo lavorato bene, abbiamo seminato anche bene, quindi stanno sorgendo da diverse parti queste mostre dei dischi, anche perché c'è un ritorno del vinile. Molte case discografiche hanno ricominciato a stampare il vinile, visto che le vendite del CD ormai sono precipitate ai minimi storici. Va molto fra i giovani la musica liquida, però in certi casi vanno a ricerca musica liquida. Sì, sì. Viene così definita. Fa impressione. Hai capito, però è così. Io di liquido conosco qualcosa, ma non è brutta roba. A proposito di liquidi, appunto adesso mi ha dato lo spunto il ragazzo lì di Cormons. Il prossimo mese c'è la terza edizione di Parole e Musica. Nel 2015 abbiamo avuto come ospiti Carlo Massarini, Mr. Fantasy e Aldo Tagliapietra, leader delle Orme. L'anno scorso il grande vecchio Francesco Guccini. Quest'anno ci sarà un'altra interessante rassegna. La prima serata è dedicata a un paio di libri che si intitolano Vini e vinili, 45 giri di bianco e 33 giri di rosso. Ad ogni vino è abbinato un disco a 33 o a 45 giri. Ecco, solo se mostri le copertine a Paolo, che è alla tua sinistra, così eccoci qua. Ad esempio noi ospiteremo Maurizio Pratelli, che è l'autore dei 2 volumi, e un'azienda che viene citata all'interno del libro, un'azienda qui del Friuli, di Prepotto, che è le 2 Terre, se posso fare un po' di pubblicità, a Silvana Forte. E questo vino, il Sacri Sassi bianco, è abbinato a Sea Emily Play, il 45 giri dei Pink Floyd. Allora andiamo... Prego, prego. Eccoci qui, buonasera. Buonasera. E lei invece mi deve parlare, deve mostrarmi una copertina. Sì, io sono Moreno, collaboratore di Radio Furlane, collezionista e giro tutta l'Europa ormai alla ricerca di ottimi vinili. Si trova materiale? Si trova ancora, per fortuna ce n'è tanto in vendita. Senti Moreno, ma più il paese è povero, cioè meno è la speculazione? Ma non penso, no. Io ho a casa un vinile colorato del Venezuela, un picture disc del 68, e era forse il primo lancio, una registrazione dal vivo, come in auditorium qua a Udine che abbiamo, dei gruppi emergenti che poi facevano delle cover dei Beatles, di Jimi Hendrix, dei Procolarum, come ha detto poc'anzi. Senti, ma fra i collezionisti c'è più invidia o più senso di ammirazione? C'è anche invidia, c'è amicizia per fortuna, ultimamente abbiamo il gruppo, questo è positivo. Comunque c'è tanta invidia, specialmente, ma forse in Friuli un po' di meno, ma io noto in Lombardia, nel Veneto, non sono come noi. Comunque qui avevo portato le sigle di Telefriuli, che sono ormai, cosa avranno? 34 anni? Abbondanti. E adesso però è cambiato lo sguardo di Tommaso, e questo ti piace di più? Perché l'orecchio è caduto sulla locomotiva di Mastro Checco Guccini, che è una bellissima persona, ho avuto modo appunto di incontrarlo l'anno scorso a Mortegliano, è un grande poeta e un grande cantautore. Sì. Infatti Angelo il sosia sembra, no? Del nostro Francesco Guccini. L'ho incrociato anch'io quella sera, è uno molto alla mano, no? Sì, molto alla mano, sì, una persona disponibile alla mano, sì, esatto. Torniamo da Moreno, che ha qualcos'altro tra le mani. Ho una bella chicca, i migliori interpreti del soul, Otis Redding, autografato. Eccolo qua.
Senti, tenlo fermo lì. E quanto vale questo? Ma non ha valore, perché alla fine Otis Redding non c'è più. L'etichetta non è molto rara, però la firma è importante, come questa di Patsy Sledge, When a Man Loves a Woman, un brano. Allora, molla. Si può dire un brano strappamutande? Strappamutande, sì, però prima di questo mettiamo giù il vinile, bravissimo, e il microfono vicino alla bocca, Moreno. Eccolo qua. Bene. E quello lì che cos'è? Patsy Sledge, autografato anche da Johnny Mitchell, era un produttore di rarità R&B in quel periodo lì. E poi, per non farmi mancare niente, ho portato questa registrazione del primo concerto di Springsteen nel 1981, la prima volta che venne in Italia. Questo è un quadruplo LP. E poi insomma ne abbiamo, c'è un altro 45 giri di Edith Piaf, Damien Rose, che dopo ha fatto Grace Jones. Non so se avete notato, Buttazzoni si sta sfogando stasera. Importante. Questa com'è, Thomas? Tu me li commenti? È ottima, è abbinata a rhythm and blues di cui parlava Moreno. Esatto, sì, il soul, la black music R&B è una grande carica, il suono dell'anima. Ecco, questi potresti, cara Valletta, li lasci tutta la notte, questi due qua e Buttazzoni in regia, io posso anche andare a dormire. E loro vanno avanti. Sì, sono persone che ne sanno. Buonasera Boscuti, dietro le quinte, reduce da una bella influenza. Direi di andare con il secondo brano, quindi vedete che c'è questo confronto fra musiche di epoche diverse. Vediamo di che epoca è questa. Ti stringerò. Dedichiamo la nostra tigre. La tigre? Bene, prego. Ti stringerò, giuro che ti farò male. Nella notte io mi accenderò, la tua stella sarò. Mi amerai come non amato mai, come un'onda io ti travolgerò, poi ti sfuggirò. Cammina avanti, vai, che adesso vengo anch'io. Amore, dai, spingi sul gas. Il caldo della pelle mi fa vedere le stelle. Esplodi anche tu insieme a me. Sì, ti stringerò, giuro che ti farò male. La mia bocca rossa accenderò e un po' ti brucerò.
Grazie. Grazie. Grazie Simone, ti chiedo solo di inquadrare i tacchi di Annalisa. Farà praticamente salto, non so come fa a stare in piedi. Dopo te lo spiego. Dopo me lo spieghi, cara, sì. Un saluto alla Tiziana, buonasera, complimenti per il programma, un saluto a quelli del cantiere che sono sempre in prima linea per la fiera del disco. Un caro saluto, grazie, bacini, grazie, e a Milena, grazie Milena. Un saluto a Luca Mastro Domenico e complimenti per la trasmissione. Dino da Padova, mi fa piacere che usate lo streaming. Complimenti per il tema della trasmissione. Il top sarebbe ascoltare il grande Rudy suonare il vinile del Galinero di Ramirez, dedicato ad Antonella Mistricesimo. Grande Rudy Cavarra, sei un mito, da Jessica. E le donne non mancano. Tanti saluti a Mari e Marco. Rudy, sei maestro degli anni 90, quando ti vedo e ti sento mi emoziono, perché questa sera dai emozioni. Ciao Rudy, un bacio. Lo spero, mi scrive, non so. Fate parlare Miss Palmanova, che non è Miss Palmanova, è Miss Stella, che se no si addormenta. Sarà mia premura, carissimo, non so chi tu sia, pubblicità. Puoi ricominciare quello che resta da dire. Molto bene, allora seguendo il vostro consiglio abbiamo qui, non c'è solo Miss la stella di Palma, mi sogno stanotte la stella di Palmanova, quindi non è Miss Palmanova, la stella di Palmanova, ma c'è anche Miss Sportiva, quindi io direi Miss Eleganza e Miss Sportiva, che sono state elette sabato in Borgo Aquileia a Palmanova. Però non voglio dimenticarmi gli auguri a Marisa Zimolo di San Pier di Sonso e al suo maschio per i suoi 50 anni di matrimonio dalla sorella Pierina e Cindy, chissà. Se vuole telefoni 0432 573517 e mi corregge in diretta, così mi fa piacere sentirvi. Allora, Angelica Mazzero, eletta Miss Eleganza, Miss Stella di Palmanova. Brava, perché sennò la ciaccia ci massacra. E andiamo dall'altra signorina. Io Irene Cardillo e sono stata eletta Miss Sportiva. E ti ringraziamo perché sei arrivata un po' dopo, ma perché eri al lavoro. Sì, esattamente. Dobbiamo salutare la mamma tua. Prendi il microfono. La mamma tua che è là. È là, dietro al buon Angelo Tomasin. Allora, spieghiamo, gli abiti che avete portato, che avete indossato quella sera, erano portati da casa vostra, giusto? Sì, esatto. Allora, io ho portato il primo, è stato di presentazione, che era in leggings e in camicia bianca. Poi il pigiama, che avevo un pigiama semplice con il mio orsacchiotto, che oggi non l'ho portato. Che si chiama? Bubi. Che volevo presentarlo a Butazzoni, ma Bubi? Sì, Bubi. Boh, comunque nel caso glielo portiamo perché lui è un personaggio molto affettuoso, quindi okay. Bubi tornerà a Butazzoni. E poi? Poi avevo l'abito sportivo da palestra. Sì. E poi l'abito elegante è tutto nero, a lungo, con lo spacco. E la signorina? Io, come lei, avevo un vestito di presentazione con maglietta bianca e leggings neri. Poi avevo un pigiama, diciamo, a forma di unicorno, colorato. E per quanto riguarda lo sport avevo un top grigio e dei pantaloni di tuta blu. E infine, come abito da sera, avevo un abito con un corpetto rosa e sotto un velo anche io con lo spacco. Perfetto. E oltre a tutto questo, io fra poco ti chiederò di fare una cosa che tra l'altro è stata improvvisata in passerella sabato alle 7 di sera nella bellissima Palmanova, patrimonio UNESCO. Direi di andare, in scaletta avevo il mix di anni 60, se vi fa piacere possiamo fare mix anni 60, ecco. E sul vostro brano il nostro regista manda alcune immagini dove c'è una ciaccia assolutamente trasformata e un assessore alle attività produttive ulteriormente trasformato che vedrete nelle immagini, e voglio ringraziare Alessandro Malvaso che ce le ha inviate nel pomeriggio. Quindi musica anni 60 e un bel po' di immagini riferite a Miss Stella Palmanova. Speriamo di averlo detto giusto. Prego.
E andiamo con la bambola. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te. Ragazzo, no, del mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Arriva Battisti. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mio, tu sei mio, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Tutti assieme. Innamorata sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà. Sempre vivrà, non sarà un'avventura, un'avventura. Yeah. Grazie. Angelica, dovevi ringraziare? Principalmente le organizzatrici, poi la truccatrice Silvia, le parrucchiere del centro Hollywood di Palmanova e Elena Tatù per il regalo. Perfetto. Grazie. Ciaccia, allora abbiamo visto le immagini, ti sei divertita anche tu? Io tantissimo mi sono divertita, di organizzarla un po' meno perché comunque il lavoro dietro c'è stato parecchio, però quella giornata lì eravamo un attimino in ansia per come si svolgeva, perché insomma la prima edizione non sai mai come inizia e come la gente possa apprezzare questo tipo di evento. Poi dopo 30 secondi che è iniziato ero già che mi divertivo. Due dettagli, non sono dettagli, non c'era un palco perché le ragazze hanno sfilato. No, era solo una pedana con una guida rossa, magari per chi era scalza col pigiama poteva capitare che arrivassero scalze, poi vestiti lunghi che magari si potessero sporcare, pedana con un po' di luce, una cosa fatta diciamo un po'... Ecco, hanno collaborato molti commercianti di Palmanova, però lo dicevo prima, gli abiti erano delle ragazze. Sì, gli abiti erano delle ragazze, hanno collaborato i fiorai, comunque tutti i premi che ci hanno aiutato anche loro, le parrucchiere, le estetiste come dicevano prima. Sì, insomma erano parecchi i commercianti che ci hanno aiutato. Io l'unica cosa, ci tenevo a salutare la terza stella di Palmanova che stasera non si è sentita tanto bene perché abbiamo premiato una ragazza per categoria di sfilata di abiti
e la ragazza che ha sfilato col pigiama, Veronica, non si è sentita tanto bene, volevo salutarla. Facciamo un applauso, pronta guarigione. Assessore alle attività produttive, è rimasto con noi tutta la serata, si è divertito anche lei. Molto. Che cosa ha apprezzato di queste 11 ragazze? Beh, sicuramente ho apprezzato la... Scusi, ho sbagliato io. Manca il microfono. Perché lo porto io, permesso. Scusa, scusa, ho sbagliato. Dicevamo? Grazie, ho apprezzato la loro semplicità, come abbiamo detto, questo non voleva essere un concorso di bellezza, ma appunto abbiamo premiato la sportività, l'eleganza e appunto non è, diciamo, l'aspetto fisico quello che ha contato durante questa sfilata, ma abbiamo voluto presentare delle ragazze semplici, delle ragazze della porta accanto che hanno saputo farci divertire e intrattenerci. Ecco, Assessore, un evento, Palmanova, l'ho detto anche in quell'occasione, offre sempre spunti per poter impiegare bene il proprio tempo libero, un evento a cui tiene particolarmente. Esatto, questo evento si inseriva all'interno della Fiera di Santa Giustina, che è il nostro patrono, che festeggiamo il 7 ottobre. Abbiamo proposto per 3 giornate degli stand enogastronomici, erano circa una 70 di stand, e anche bancarelle dell'hobbistica. La nostra città offre sempre qualcosa, ogni fine settimana abbiamo un grande evento. Da gennaio fino a dicembre, anche questi 3 mesi, ultimi 3 mesi dell'anno, sono veramente ricchi di eventi. Ricordo per questo mese di ottobre, quello che noi chiamiamo l'ottobre palmarino, abbiamo diversi eventi culturali, mostre, concerti, inizia la stagione sinfonica della Mitteleuropa, la stagione di prosa, abbiamo la giornata internazionale anche del trekking urbano, e a novembre abbiamo di nuovo cercato di coinvolgere i commercianti, avremo una fiera sposi il 12 novembre a Palmanova nella nostra bellissima polveriera Garzoni. Perfetto, posso chiederti? Puoi andare solo a recuperare il microfono? Intanto, sì, vai 2 secondi. Andiamo in pubblicità fra pochi istanti, però chiedo ad Angelica di fare una cosa, vediamo quella che hai fatto l'altra, prendo io di non farti male, per l'amor di Dio. La scarpa possiamo toglierla, così facciamo, tengo sempre io, così ci proviamo. Elettrosaldata, molto bene. E ipotizziamo, caro mio amico dell'Analisa Group, non è Rocky Balboa, ma è una donna che sta per fare qualcosa di eccezionale. Mi fai un accompagnamento dei tuoi? Così io creo un attimino la tesa e riempiamo. Aspetta un attimo. Poi sulla scorta quello che farà questa signora lo fa anche lei dopo. Anche prima. Così andiamo tutti al Gervasuta assieme, io e lei. Grazie. Io assieme, perché anch'io non posso, ormai una certa età, signora. Allora, Angelica, puoi posizionarti, grazie. Occhio Tomasin, Ah, proprio delicata? Vai. Grazie, avevo bisogno di questo. Allora, ce l'abbiamo fatta. Io volevo darti il microfono e che mi lanciassi la pubblicità mentre eri spaccata. Riusciamo a farla? Rifalla. Prego maestro, un'altra volta. Però possibilmente sì, ti rivolgi al dottor Simone Caramaschi. Scusa la musica un attimo, grazie maestro, perché dobbiamo prendere i tempi, Boscutti. Sì, se ce la facciamo. Tac. È un silenzio che fa. Vada. Aspetta, grazie maestro. Dove andiamo, cara? Io riesco a fare al massimo così. In pubblicità? Sì, grazie. Chiamiamo una gru. Prego. Quello che resta da dire. Bene. Allora, abbiamo molti messaggi, ne provo a leggere qualcuno. Un saluto a Angela da Roberta e Umberto da Codroipo, ci vediamo alla prossima festa. Grande Rudy Cavarra, quando ho cominciato a fare il DJ ricordo che venivo sempre ad ascoltarti. Il mio pallino era diventare bravo come te, sei un vero professionista della console. Miki Perini.
Per Angelica Mazzero, la mia migliore amica e la più bella, non si discute. Tanti cari saluti a Ada di Lumignacco, 50 anni di matrimonio. Grande Moreno, un saluto da Vecchio a Manetta. Max e Giulia da Pordenone, ti seguiamo sempre. Vorrei mandare un bacio all'associazione del paese di Lilliput e ringraziarla per quello che fa, le sentirete fra pochi istanti. Un saluto ad Angelo e Moreno, sempre i migliori, dagli Alessandri ed Elia da Tor Viscosa. Abbiamo qualche copia di Nevermind, The Bollocks, sicuramente avevo sbagliato la pronuncia, che ci avanza se volete. Guerriero Rudy Cavarra, sei il maestro di tutti i DJ, da Renato Pordenone. Rudy Cavarra, hai portato la grotta di Artegna al massimo splendore, un ricordo va anche al mitico Marzio Dance. Buonasera dai country di Mereto. Finalmente i Beatles a Udine, un evento al quale non si può mancare. Michela, complimenti per la missione, un saluto al mio papà che stasera è lì a suonare per voi e noi. Un abbraccio a tutti, Eli da Treviso. Auguri, buon 50° anniversario di matrimonio a Marisa e Lino di San Pier di Sonzo dalla sorella Pierina, quindi avevo detto bene, e famiglia. E a proposito dell'associazione Lilliput, buonasera signore. Volevo salutare in particolare nonna Lola e i 2 bambini, ma poi andremo a presentarli perché lo farà direttamente la mamma. Dovevate fare un evento, però insomma c'è stato il brutto tempo. Quando si fa questo evento? Allora, la festa della neonatologia è stata annullata, però abbiamo un saluto da fare a una dottoressa che va in pensione. Abbiamo deciso domenica 15 di salutarla presso una sala dell'ospedale, sotto la chiesa, c'è una sala convegni e lì facciamo una festa di commiato alla dottoressa Augusta Iannes che ha fatto un po' la storia della neonatologia di Udine. Lei con altri medici che sono già andati in pensione e la storia della neonatologia continua anche con i medici che ci sono adesso, però lei è un personaggio proprio che va salutato come noi riteniamo giusto fare. Sì, sì. Andiamo, allora, nonna Lola che ci sta guardando, sì. È la mamma di? È mia mamma che al momento sta badando ai miei 2 bambinelli che sono Matteo e Martina. I bambinelli mi porta già 25 la vigilia di bambinelli. In particolar modo un bambinello, Matteo, che è comunque il più grande, adesso ha 9 anni, però è nato molto prematuro, grandemente prematuro, è nato di 6 mesi e mezzo, di appena 662 grammi e 32 centimetri di lunghezza, quindi praticamente stava in una mano. Ecco. E quindi io, come molte altre mamme che sono passate con i nostri bambini attraverso il reparto di neonatologia di Udine, facciamo parte di questa associazione che è il paese di Lilliput, che è costituita appunto proprio da genitori che hanno condiviso questa esperienza, e l'associazione si occupa di raccogliere fondi attraverso anche le donazioni per coadiuvare un po' sia il reparto attraverso l'acquisto di strumentazione utile anche per rendere all'avanguardia il reparto stesso. Abbiamo ad esempio anche allestito una stanza che è chiamata la Camera delle Mamme sul reparto di neonatologia, che è composta da 4 letti, armadi e un bagno, che è ad uso di quelle mamme che provengono anche da fuori Udine, che hanno i bambini lì e che possono quindi trascorrere anche la notte lì e passare quasi 24 ore con questi piccoli esseri che noi chiamiamo guerrieri comunque. Guerrieri che ce l'hanno fatta, c'è anche un sito, no? Internet? Sì, abbiamo un sito che è www.ilpaesedililliput.it e tra l'altro si può anche seguire l'associazione attraverso il sito e attraverso la pagina anche di Facebook. Ecco, avete sentito, quindi si possono fare delle donazioni e questa associazione sa come gestirle e insomma fate pure un applauso. Il paese di Lilliput. Un saluto a queste 2 simpatiche signore. Se possiamo anche ringraziarti, visto comunque la tua sensibilità anche da questo punto di vista per ospitarci in queste occasioni. Quando volete suonate e noi ci siamo. Vorrei lanciare, la signora parlava di guerrieri, un altro evento che si svolgerà nel fine settimana a San Daniele con l'associazione Semi di Vita, è un'associazione che insomma raggruppa quelle mamme che purtroppo hanno avuto dei bambini che sono stati persi poco prima del parto o
subito dopo. E quindi questo breve servizio per dirvi che cosa succede questo fine settimana a San Daniele. Attendere un bambino è spesso immaginarlo tra le proprie braccia già dai primi momenti in cui sappiamo della sua esistenza. Per questo, quando l'attesa si interrompe, qualsiasi sia il motivo o il momento in cui questo avviene, il senso di perdita è forte e profondo. Il senso di perdita che provano i genitori non sempre viene compreso dal mondo, spesso il dolore e il lutto ci lascia soli, inascoltati, incompresi. E invece è importante riconoscere queste piccole vite e il grande dolore che hanno lasciato a causa della loro scomparsa prematura, sia a livello di coppia che di famiglia che di società, dando dignità e visibilità al lutto prenatale e perinatale. L'associazione Semi di Vita è dalla sua fondazione 2014 sensibile alle tematiche del lutto prenatale e perinatale. Per questo ogni anno, in occasione della giornata del Babyloss, si impegna ad organizzare un evento per la commemorazione e il ricordo dei bambini persi durante o subito dopo la gravidanza. Il Babyloss è una giornata che viene celebrata contemporaneamente in tutto il mondo ed è nata per le famiglie che hanno vissuto un lutto prenatale o perinatale, per riconoscere e onorare un lutto che coinvolge non solo i genitori ma tutta la famiglia. La sede dell'iniziativa sarà a Piazza del Duomo a San Daniele con orario 17, 19 e 30. Alle ore 17 ci si ritroverà in piazza e successivamente verso le 18 verrà accesa un'onda di luce con tante candele. Alle 19 in punto, in contemporanea con altre piazze italiane, verranno lasciati volare in cielo dei palloncini rosa, azzurri e bianchi per ricordare i bambini che non sono più qui con noi. L'appuntamento è per il 15 di ottobre. E un abbraccio a queste mamme, purtroppo ce ne sono diverse, tante anche dalle nostre parti, e quindi l'abbiamo scoperto perché siamo stati contattati da questa associazione. Guarda Buttazzoni è lanciatissimo, Toma? L'abbiamo perso. Questo è per Letera Pinocchio. come? Grazie Buttazzoni. Consiglia il sonno, cara Buttazzoni. Grazie. È un grande professionista. Pierangelo, adesso guarda, questo secondo me è una parte che piace particolarmente ad Andrea Ioime. Andrea Ioime, buonasera. Buonasera. Che cosa abbiamo qua? Ci ha lasciato l'altro anno al 10 di gennaio, proprio pochi giorni dopo il suo compleanno, proprio 2 giorni dopo il suo compleanno. Senta, ho due cose Questo preziose. è un disco particolare perché è stato stampato nel 74 e subito dopo ritirato perché conteneva qualcosa che non andava bene per l'epoca. Il David Bowie in copertina è fatto in maniera cagnesca, impersona un animale, un cane. Nella copertina originale, che poi è stata ritirata, mostrava i genitali, quindi non andava bene, bisognava censurarli. La versione che ho io lì è quella purtroppo censurata. Quella che invece è alla sua destra è quella che è stata ristampata nel 90 in occasione per ricordare questa cosa che è diventata una rarità praticamente. Adesso ha il suo valore, nonostante che sia una ristampa. Senta, lei ha solo... Io sono un collezionista di David Bowie da quasi 40 anni, da quando ero ragazzo. Quanti ne ha? Diciamo che lui di vinili ne ha fatti una trentina, diciamo, di lavori, però io li compravo per le copertine diverse, giapponesi, inglesi, spagnoli, Senta, ne ho circa un 400. Se le chiedessi di regalarmene uno di quei due, lei mi dice: tu sei pazzo, vai da un buon psichiatra. Può darsi, può darsi. Grazie. Grazie. Allora, così abbiamo tastato il livello di gelosia di questi, chiaramente non mi permetterei mai di chiedere. Forse a Andrea Ioime del Friuli, che è pazzo di Bowie. Allora, in maniera telegrafica, dobbiamo ricordare una persona che se n'è andata qualche giorno fa, ma di lui c'è questa traccia, vero Angelo? Sì, in questo modo abbiamo voluto ricordare Luciano Lunazzi, una bellissima persona, un grande artista che è mancato una settimana fa. E
Al tempo, quest'opera del 2012, io aiutavo Luciano come potevo, in gran parte dandogli dei vinili che io non ascoltavo più o che erano rovinati, e lui li trasformava in vere e proprie opere d'arte. Un giorno, volendo ricambiare questi favori, mi fa "c'è Podio Fati?" Gli ho detto "fammi un treno, no? Deformazione professionale". E un paio di settimane dopo è arrivato con questa corriera, con questo Magic Bus. Mi piace pensare che lui ha preso nei suoi grandi viaggi per il Sud America, a Kathmandu, in California, durante la sua vita abbastanza avventurosa. Senti Angelo, chiudiamo la sfetta che devo andare in pubblicità, ma chi era Angelo Lunazzi? Lunazzi era un giramondo, un hippie sopravvissuto all'era hippie. In questo caso vorrei portare il saluto e il ringraziamento del fratello Piero a tutti quelli che gli sono stati vicino in questo momento, particolarmente l'Associazione della Lanterna e il bar La Tavernetta di Via Cividale, che hanno raccolto dei fondi per permettere di dare degna sepoltura a Luciano. Facciamo un applauso a Luciano Lunazzi. Amava i selfie, ne abbiamo fatti diversi anche a Sappada nell'ambito del campanile della domenica, ci eravamo visti anche a Friuli Doc, quindi purtroppo se n'è andato, l'abbiamo ricordato così in maniera composta. Adesso andiamo in pubblicità e ci vediamo per l'ultima parte dello scrigno. Allora, dobbiamo correre, come ben sapete abbiamo istituito questo omaggio ai gruppi, capigruppo, durante lo scrigno regaliamo dei libri da leggere. Questo è per Annalisa Music Group e c'è una bella raccolta di... si figuri, una bella raccolta di ricette, così quando cucini pensi... ok? Poi Angelo Tomasin, un omaggio così, ascolti Grazie. la musica e sorridi, cara Ciaccia, e ovviamente il pensiero va anche alle Miss. E dov'è? Eccola qua, la Miss, buonasera signore, buonasera. Ma baciamoci, sì. Bene. Allora, io dovrei andare un attimo alla poesia. Però il microfono qua, bravo. Qua così, ecco. E con calma che io mi un po' emoziono, ma voglio dire grazie alla musica, perché la musica anche salva dalla depressione, dall'angoscia, da tante cose. E io sono stato tanti anni da solo, con altri amici, e la musica mi ha dato forza di andare avanti. E voglio dire grazie a uno che è qua, mitico, quella Rudy Cavara, e a un altro che è a casa che non può venire, ma era mitico anche lui, quella DJ del Tirario e del Tropicana, Angelo Bellina. Grazie a voi tutti. Che musica vuoi? David Bowie, cosa ti mettiamo? Maestro, vada, improvvisi. Sì. Sì, basta che non mi sovrasti la voce soave della signora che sta per decantare. Vai. Grazie. Prego. La musica conquista. La musica, quanti ricordi. Com'è bello lasciarsi cullare dalle sue melodie. Melodie per tutti i gusti. Ricordi di un passato che fu, ma che non muore mai in noi. Giravano i dischi a 33 e a 45 giri, ma giravamo anche noi al ritmo dei brani dance o pop. La musica non ha età, si evolve per tutti che la amano e non possono vivere senza di essa, sia in vinile sia in CD. Budolic Morena. Bene, grazie. Allora un pensiero, volevo farlo, saluto la signora Andreotti, un saluto a Regi Nutte, che tra l'altro ha avuto un lutto in famiglia qualche tempo fa, Regi Nutte di Nespoleto, che spero prima o poi di averla da queste parti. Facciamo un applauso anche a Regi Nutte. Bene, il microfono ce l'ha
Allora, dobbiamo salire lassù, buonasera, qua andiamo di liscio, mi sembra, Ciaccia, c'è anche questa musica, cara. Buonasera. Buonasera, sono Aldo, del presidente del Circolo Cantiere. Lei ama questa musica? Sì, anche, con mia moglie va bene, no? Onda Sacra. Allora, lei rappresenta? Noi, il Circolo Culturale Cantiere di Mortegliano, con Angelo organizziamo la Fiera del Disco. È un festival di musica che ormai si svolge da 34 anni, che è Festa in Tenda. Si svolge a Mortegliano e chiamiamo a suonare diverse band nazionali. Anche giovanili? Giovanili, sì, di tutti i tipi di musica, dal punk, reggae, al metal, sia italiane che internazionali. E più durante il periodo autunnale organizziamo Cormor Salvadi, che praticamente è una rassegna culturale di musica, teatro, di danza di gruppi friulani, soprattutto se cantano in friulano. E qui vorrei far parlare Dino, che è un fondatore del cantiere, che ne sa più di me. Dino. Vai Dino. Salve, buonasera. Niente, come ha detto Aldo, da 34 anni organizziamo Festa in Tenda, perché la cosa che ci ha dato maggiore soddisfazione e ci fa andare avanti. Abbiamo avuto tutti i gruppi grossi italiani, dai CSI a After Hours, Sonica, e anche molti stranieri, anche Marcia Griffith, che è una corista di Bob Marley. Più Aldo mi ha detto di parlare di Cormor Salvadi, che diciamo così, è una manifestazione che mettiamo avanti già da quasi più di 10 anni, che oltre ad avere le attività culturali e musicali solo in lingua friulana, c'è anche una collana editrice che abbiamo pubblicato dei libri che hanno avuto anche un buon successo, e anche una collana editoriale di CD, sempre in musica friulana. Perfetto, grazie per la vostra sintesi. Ancora 2 messaggi e voglio ringraziare anche Joy Lupano, che aveva montato il servizio dedicato appunto alla manifestazione organizzata dall'associazione Semi di Vita. Buonasera, vorrei salutare mio figlio Andrea, più piccolo del pubblico. Eccolo lì, guardalo, è lì vicino. In studio manca il DJ Ufone, Gianfranco Molaro della Oscar Pantibus di Codroipo, così lo menzioniamo e lo salutiamo. Saluti al grande Rudy Spillo da Codroipo. Complimenti, grazie, il vinile sta tornando di moda grazie alle ristampe di vecchi 45 giri introvabili. Un grazie a Mirko e Christian per i loro insegnamenti dagli American Loves Country. Dai Marta che quest'anno spacchi, siamo tutte con te. Dov'è Marta? Marta, non c'è Marta. Non c'è nessuna Marta. Non c'è, probabilmente si parlano. Un affettuoso saluto alla biondina della spaccata da parte di un occasionale spettatore molto sensibile alla bellezza femminile. Noi li leggiamo, purché non siano volgari, noi li leggiamo tutti. Altro buono Angelo Bellina, ma Rudy è sempre stato più coinvolgente. Grazie per la bella serata di musica e conversazione. Saluto mio suocero e la bravissima Anna Alessandro. Voglio ringraziare, grazie, per come ha definito, approfittando della trasmissione, quando ho salutato la mia dolcissima principessa definendo la piccola creatura è proprio cosa, ma una dolcezza unica. Ancora grazie e complimenti, grazie per come, perfetto. Buine gnotte, Max, e quindi continua questo dialogo. Max, non ha risposto la tua piccola creatura, ma credo che tu sia sulla buona strada. Sicuramente stai mettendo, Ciaccia, sto andando bene? Quasi. Stai mettendo una buona volontà, quindi in bocca al lupo e viva l'amore. Caro Baldo, chiuderemo con l'ultimo dei Moicani dedicato alla nostra Valletta, però intanto il nostro Buttazzoni può lanciare lo stacchetto. Buonasera a tutti. Stasera per le leggende vi racconterò una legata a Sant'Antonio da Padova. Sant'Antonio da Padova è un santo veneratissimo in tutto il mondo e anche qui in Friuli c'è un importante santuario a Gemona del Friuli che si dice sia uno dei primi edificato da lui stesso. Però la storia che vi racconto stasera è successa invece nel Medio Friuli, vicino a Cormons, esattamente sul colle di Medea.
Sul Colle di Medea sorge l'Ara Pacis, che è un monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre e ispirato alla pace. Un tempo, ma molti anni fa, c'erano degli spaccapietre che lavoravano in questo colle, ma lì risiedeva anche il diavolo. E il diavolo faceva i dispetti agli spaccapietre. Ogni sera portava via qualche oggetto, qualche attrezzo, gli copriva le buche che avevano appena fatto, gli scavava delle gallerie dove non doveva scavare, gli riempiva d'acqua quelle che invece andavano bene per certe cose che dovevano fare loro. Allora questi poveri disgraziati qua a un certo punto non ne potevano più, si rivolsero al vecchio saggio parroco del paese, il quale gli disse: fate così, costruite una cappella dedicata a Sant'Antonio. Ma il diavolo continuò nei suoi dispetti. Mentre loro costruivano la chiesa, lui disfaceva ogni giorno quello che loro facevano di notte. Alla fine, disperati, si rivolsero a Sant'Antonio stesso e Sant'Antonio venne in loro aiuto. E allora lui rimetteva a posto tutte le cose che il diavolo disfaceva. Allora il diavolo si infuriò e disse: qua non va bene. Si mise un abito talare e tutto umile e modesto si presentò al santo dicendo, quando la chiesa era già finita ormai, no? E dicendo: ma questa è una cosa strana, io sono qua da tanti anni e voi siete arrivati adesso e volete comandare. E allora cosa intendi fare? Gli rispose il santo, che avrebbe potuto incenerirlo solo con un'occhiata, no? Però stette al gioco. E l'altro disse: facciamo una cosa, saltiamo giù dal tetto, chi salta più lontano avrà il dominio del colle. Saltate voi per primo. E il santo fece un grandissimo salto e lasciò un'enorme impronta sul terreno. Il diavolo invece, che preso dal panico avendo visto questo grande salto, si impigliò nell'abito talare nero che aveva messo e cadde pesantemente al suolo proprio davanti alla piccola cappella. Fece un tale tonfo che fece tremare tutta la collina e una buca spaventosa. Allora, in queste buche che si dice siano state fatte, in quella del santo viene raccolta l'acqua e i credenti vanno lì, si fanno il segno della croce. In quella del diavolo invece con scherno dicono la busa dal diavolo, oppure il stamp dal cul dal diavolo. Io sono stato lì ma non ho visto nessuna buca. Perché... Grazie Balbo. Prego. Allora, adesso l'ultimo brano. E chiedo se è possibile, c'è una signora di Prepotto che mi ha mandato una foto che meriterebbe vista. L'ho girata su produzione @ Buttazzoni, non sorridere, ma se la mandiamo così diamo la buonanotte con questa immagine. L'ultimo dei Moicani.
Bene, grazie. Allora, vediamo se siamo riusciti a scaricarla. Sono Marisa di Prepotto, si congratula per la trasmissione e mi manda, grazie Pierangelo, la foto, e anche questo è il pubblico dello screen, di questa cucciolata di bracco ungherese. Quindi la signora ha pensato bene alle 10:24 di mandare questa immagine, evidentemente anche questa è vita, e quindi c'è questa cucciolata di branco ungherese, mi scrive merita, infatti te l'abbiamo mandata cara Marisa, anche loro sono telespettatori o telespettatrici dello Scrigno. Bene. È stato bello, Ciaccia, buonanotte. Buonanotte alle Miss, buonanotte a tutti gli amanti dei vinili appassionati. Buonanotte Angelo. No, volevo dire che al di là di tutte le diatribe sulla musica riprodotta, meglio il CD, meglio il vinile, poi alla fine meglio la musica dal vivo. Meglio la musica dal vivo. Grazie. E basta dischetti. Bene, noi ci salutiamo, grazie a Caramaschi, Paolo Bassi, Joy, che non voglio sbagliare, Lupano, e ovviamente un applauso a Pierangelo Buttazzoni e a tutti i tecnici di Telefriuli. Grazie di cuore. Noi ci vediamo martedì prossimo con una serata frizzante all'insegna della musica. Avremo uno studio veramente riempito in ogni ordine di posto da tanti coristi che arriveranno da diverse province della regione. Mancherà solo Trieste, ritengo. Buonanotte e arrivederci.